Sarei dovuta morire 70 anni fa, ma sono ancora viva. È stato un caso. Quelli che furono uccisi per uno scopo. Eravamo destinati ad essere uccisi. È stato un caso sopravvivere. Mein Städtele Welt, meine Heimele Vico, meine kindrische Da bambina crebbi a Budapest. Eravamo poveri, una famiglia molto povera, ma i miei genitori erano sempre felici. Amavano la vita e a casa era come se fosse sempre festa. Così mi sentivo bene a casa, anche se erano tempi duri. Le leggi anti-ebraiche, l'antisemitismo in aumento, il crescente irredentismo del regime di Horthy furono molto difficili da vivere per noi. Avevo 4 anni quando Hitler è salito al potere. C'era Hitler e noi ebrei eravamo perseguitati. Auschwitz non la si può spiegare, è totalmente irrazionale, non c'è una spiegazione. Lo Stato totalitario era una condizione di Auschwitz, l'antisemitismo era un'altra condizione di Auschwitz. La modernità, la tecnologia moderna era la terza condizione di Auschwitz, ma nessuna di queste spiega Auschwitz. Credevo che il comunismo fosse una buona cosa, perché non c'è la proprietà privata e non è importante quanto possediamo, ma la cosa più importante è cosa possiamo fare. Da un lato rispettavo il comunismo, dall'altro odiavo tutto ciò che succedeva in Ungheria. Credo che il principio sia assolutamente buono, ma la sua applicazione sia sbagliata. Per me, all'inizio della mia vita filosofica, l'etica e la filosofia della storia diventarono importanti, perché le due grandi esperienze traumatiche, la prima esperienza traumatica, l'Olocausto, e l'altra esperienza, la comparsa del totalitarismo in Unione Sovietica, fecero sorgere la domanda: come era stata capace la gente di fare ciò? Com'era moralmente possibile? E com'è possibile che questo tipo di entità politiche e sociali possano diventare stati totalitari in tutto e per tutto? Penso che i filosofi abbiano effettivamente un potere a giudicare dal loro destino, perché secondo le statistiche furono giustiziati, esiliati o imprigionati più filosofi di qualsiasi altra categoria di persone. Ad eccezione degli eretici, perché loro sono al primo posto. Gli eretici sono al primo posto e i filosofi occupano immediatamente la seconda posizione. Ecco, forse perché noi siamo abituati a dire no.